non pochi, abbiamo pensato anche qualcuno di più, per dire la verità, però fervono le iniziative intorno a Coa, e quindi so che questo significa che non si può avere tutti presenti allo stesso momento, allo stesso posto, come invece è stato un pochino in passato, eventi che abbiamo organizzato, che hanno contribuito a fare passare Coa da una curiosità, oserei dire, magari qualche esperto non l'ha mai considerata una curiosità, ma adesso ha più che una curiosità e addirittura un interesse, fa sì che appunto ci si stia lavorando veramente verso la realizzazione e l'offerta di uno strumento che comincia a essere effettivamente consistente. Abbiamo da un anno a questa parte fatto molta strada. L'anno scorso proprio qui abbiamo illustrato il progetto di ipotesi di cambiare il motore di ricerca all'interno di Coa e passare ad un altro motore che si chiama Elasticsearch. Questo cambiamento relativamente consistente dentro Coa ci ha portato a promuovere, a cercare anche una soluzione alla spesa da fare. E in concreto, questo con la sensibilità che ha avuto EBSCO è stato possibile farlo. Ne parlerà un pochino più in concreto Gianluca Di Bella, appunto della EBSCO, e poi Brendan Gallagher spiegherà come il progetto di Elasticsearch si sta introducendo, soprattutto in questi prossimi mesi, all'interno di Coa, facendo quindi di Coa un ILS ancora più potente, ancora più interfacciabile, grazie appunto alle capacità e alle qualità di Elasticsearch. Non che l'attuale Zebra sia deficitario, ma è un prodotto, diciamo così, un componente che ha concluso, è maturo, e ha concluso la sua vita. È difficile che possa essere portato avanti, ci sono cose più moderne come Elasticsearch. Noi in realtà siamo all'interno del Coa e SBM, progetto ambizioso che vogliamo portare avanti in modo analogo al progetto internazionale Elasticsearch in ambito nazionale. Si capisce perché SBM è un discorso di interesse nazionale. Diverse realtà, diverse istituzioni lungo i mesi passati, anche un pochino di più, hanno chiesto al popolo italiano: ma Coa si interfaccia con SBM? La risposta finora è negativa. Per questo promuoviamo questo progetto, per questo cerchiamo chi possa realizzarlo, chi possa finanziarlo, e probabilmente già in questa sessione, in questa seduta, possiamo dare delle risposte in questo senso. Confronteremo il lavoro di interfacciamento di Coa con SBM con una realtà già esistente, cioè la realtà francese di Sudoc. Coa è interfacciata a Sudoc tramite il lavoro di BibLib e ci potranno spiegare per analogia che cosa significa questo, e quindi si capirà ancora meglio che Coa è in grado non solo di interfacciarsi a Sudoc, perché è una realtà funzionante da anni, ma anche evidentemente con SBM, con un lavoro specifico da fare. Ringrazio tutti coloro che sono stati invitati a parlare, Brendan e Paul specialmente, che sono venuti da fuori Italia, dalla California e dalla Francia. In concreto li abbiamo visti pochi giorni fa, abbiamo ricordato e concretizzato meglio il progetto Elasticsearch con loro, che sono i principali sviluppatori di Coa. Ce ne sono molti altri. Questa, a mio parere, per voi è un'occasione interessante anche per capire la community, e cioè non basta sapere che sono 200 circa sviluppatori, ma vedere che lavorano molto bene insieme, coordinati, in modo unitario, diverse realtà, diverse aziende che offrono servizi su questo software open source, è molto interessante, fa capire la robustezza del prodotto e dell'ambiente, la sua sostenibilità nel tempo. Non stiamo parlando di una cosa open source. L'open source è molto vario, a volte è casalino, a volte è occasionale, a volte è per farti vedere, per farti portare farti arrivare alla versione pro.
in questo caso no, stiamo parlando di un prodotto, di un sistema che è completamente open source, che ha un'anima open source in tutto, compreso nella promozione, perché dico che come gruppo italiano fa promozione stile open source di Coa, e che la sua community è veramente una community che lavora con i criteri dell'open source, con tutto trasparente, con tutto visibile attraverso i server che servono per fare questo lavoro di sviluppo a molte mani. Per cui lascio un attimo la parola a Gianluca, che poi ci saluta, e tu puoi usare il microfono se non sbaglio e ci spiegherà un pochino meglio del lavoro del grant che EBSCO molto generosamente ha dato per Elasticsearch. Dunque, come dicevo stamattina proprio in questa sala durante il seminario EBSCO, EBSCO ha subito colto l'occasione, diciamo, per entrare in questo progetto e quindi di sviluppare insieme a altri partner queste, appunto, la sostituzione di Elasticsearch e quindi, diciamo, di portare avanti anche di credere nel progetto stesso. EBSCO ha sempre creduto appunto nei progetti open source e tanto che qualche anno fa abbiamo siglato un'altra partnership con Qualiole, che è diciamo, un altro ILS open source formato dalle università americane, e quando ci è stata proposta appunto questa nuova collaborazione non abbiamo esitato, quindi diciamo, con piacere abbiamo raccolto l'invito. Sappiamo che ci sono degli stack tecnologici sui quali noi di EBSCO insieme a Performance correremo insieme per far sì che, insomma, riescano ad essere implementati più presto e quindi possano essere anche un ponte verso quelle, diciamo, di integrazione con altri strumenti non solo, diciamo, per il back-end ma anche per il front-end. Quindi porto a nome di tutti i rappresentanti EBSCO diciamo, la nostra voglia di collaborare e di realizzare questo progetto.